L'alzabandiera ha sancito l'inizio della grande festa per il 10° anniversario di un corpo speciale, gli alpini paracadutisti. Noi operiamo su terreni scoscesi, per cui sulle montagne e sui ghiacciai. Abbiamo una nostra preparazione specifica per i terreni artici, per cui il principio è praticamente vivere in mezzo al freddo. Hanno sfilato per le vie di Verona, fra gli applausi dei cittadini e l'abbraccio della città. Non poteva mancare il paracadute alzato dalle penne nere. Abbiamo adottato Mais Track, viene preceduto dalla sezione di lancio, per cui quando si esce dalla botola dell'aereo, prima di aprire il paracadute bisogna contare 1001, 1200, 1300, 1400, 1500, Mais Track. Una giornata importante per gli alpini paracadutisti, un corpo nato dopo la Seconda Guerra Mondiale e che dal 2018 appartiene alle forze speciali della difesa. Una ricorrenza significativa perché decorrono in questo mese il 10° anniversario della fondazione dell'Associazione Alpini Paracadutisti, quindi è stata organizzata qui in Verona, sede ormai del reggimento dal 2011,